I frequenti atti vandalici commessi ai danni di edifici pubblici della città di Favara, ultimo in ordine di tempo quello subito dalla scuola elementare Don Bosco di Via della Grazia, evidenziano come il territorio necessiti di maggiore controllo da parte delle autorità competenti. Organi quest'ultimi che però devono necessariamente godere della fiducia e della collaborazione dei cittadini che, come spesso accade, forse perché i fatti avvengono di notte, non vedono e non sentono. Oggi invece a dimostrare il proprio senso civico e quello del quartiere è la famiglia Puccio Celani, il cui balcone di casa si affaccia sul cortile della scuola elementare che, secondo quanto riferitoci, più volte avrebbe segnalato sia ai carabinieri che all'amministrazione comunale i tanti problemi di sicurezza. Allora, intanto voglio sottolineare che il quartiere è abitato da gente anziana che peraltro ha le camere da letto che vanno dall'altra parte, quindi era impossibile a quelle ore, perché sicuramente sarà stato in tarda nottata, sentire qualcosa. Punto primo. Punto secondo, siamo in inverno, abbiamo tutti i balconi chiusi e sicuramente a quell'ora non avremmo potuto sentire nulla. Ammesso che avremmo sentito qualcosa, la sottoscritta ha chiamato più di una volta, ha sollecitato più di una volta, sia con le forze dell'ordine che con l'amministrazione comunale, i disagi che ci sono sia nella scuola Antonio Mendola che nella scuola Don Bosco. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, mi consta che più di una volta sono venuti, ma nel limite della loro possibilità, perché giustamente possono solo venire a constatare quello che sta succedendo. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, io personalmente all'inizio dell'anno, a settembre, ho parlato col sindaco chiedendo un'illuminazione per la scuola Don Bosco e delle videocamere di sorveglianza, perché qui d'estate in particolare la notte si vive, i cortili sono abitati da ragazzi e anche da adulti. A oggi siamo a febbraio, è successo quello che è successo alla scuola Don Bosco, ancora le telecamere non sono state messe, ancora l'illuminazione manca. È inutile andare a puntare il dito contro la gente del quartiere, non è lì il problema, non sono le forze dell'ordine, non è neanche la dirigente scolastica. Il problema parte dalla testa, è l'amministrazione che se n'è sempre fregata sin dall'inizio dell'anno. Casa Puccio ha anche una vista privilegiata sull'istituto Antonio Mendola, scuola quest'ultima abbandonata e in preda ai vandali. La signora Alexandra teme che la scuola Don Bosco possa fare la stessa fine. La mia paura è proprio questa. Abbiamo visto le difficoltà di tutte le mamme che portavano i ragazzi alla scuola Antonio Mendola, che adesso allo stato attuale sono costrette ad andare chi a Litria, chi a San Francesco, chi al seminario, bambini dispersi in tutta Favara. Noi non vogliamo fare la stessa fine. Abbiamo un ottimo istituto e io lodo veramente il nostro dirigente scolastico che fa di tutto per tenere all'impiedi questo istituto. Aiutatela, non fate perdere questo istituto perché è molto importante per noi, anche perché se non siamo stati capaci a recuperare una scuola che bene o male si poteva recuperare, mi chiedo dove troverete i fondi per rifare una scuola da zero adesso. Dai nostri microfoni la famiglia segnala inoltre le carenze di servizi nella scuola Don Bosco, specie per quanto riguarda i riscaldamenti. Allo stato attuale ci sentiamo ripetere costantemente che per il gasolio mancano i fondi, per quanto riguarda le videocamere mancano i fondi, per quanto riguarda l'illuminazione mancano i fondi. Allora, intanto possiamo partire dal staccare la corrente alla scuola Antonio Mendola, che per tutta l'estate è rimasta illuminata giorno e notte a spese della cittadinanza, come sappiamo tutti. E che si finisca sta storia che non ci sono fondi per i bambini, i soldi si devono trovare. Spegniamo i riscaldamenti al comune, accendiamo i riscaldamenti nelle scuole, perché ci porterete al punto che i bambini verranno ad occupare il comune, voi andrete a lavorare fuori e i bambini faranno scuola al comune. E questo sia chiaro, che non esista più un giorno arrivare a scuola e trovare riscaldamenti spenti. Mi dispiace, nessuna delle mamme è d'accordo con questa cosa. E per concludere, la famiglia Puccio si auspica che le cose cambino veramente. Le nostre telefonate, i nostri solleciti non sono serviti a nulla. Io ho chiamato l'assessore Chiapparo, l'allora assessore Chiapparo, più di una volta. Io ho parlato col sindaco. Io ho chiamato più di una volta le forze dell'ordine per sollecitare un controllo maggiore. Io non so più quello che si deve fare. Siamo l'unica coppia, forse giovane, che potrebbe dire qualcosa e lo stiamo facendo. Se è giusto secondo voi puntare il dito contro la cittadinanza, se è giusto secondo voi che la grande amministrazione comunale di Favara deve restare sempre tutelata e non ci deve entrare mai niente, quando in realtà il problema sono loro, ditemelo voi.